Una proroga di un anno per l'entrata in vigore della legge regionale del 30 aprile del 2012 che avrebbe dovuto introdurre limiti molto severi per quei locali che ospitano macchinette da gioco. Non solo sale slot o locali adibiti a questo tipo di attività dunque, ma anche bar e tabaccai o edicole in alcuni casi, che per poter ospitare macchinette dovrebbero osservare una distanza minima dai luoghi sensibili, 300 metri almeno da scuole, luoghi di culto, ma anche impianti sportivi e bancomat. La legge, che prevede anche il divieto di fare pubblicità, avrebbe dovuto entrare in vigore ufficialmente il 2 maggio di quest'anno, consentendo così 5 anni di tempo ai gestori dei locali per adeguarsi. Pochi lo hanno fatto e comunque, stando alle parole che il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha pronunciato al Salone dei Servizi e dei Prodotti per la Tabaccheria, un evento organizzato dall'Associazione dei Tabaccai che fa tappa ogni anno in 5 città italiane, la legge non entrerà in vigore, perlomeno quest'anno. Toti, sostenuto dall'assessore regionale alle attività produttive Edoardo Rixi, ha parlato di un rinvio di un anno. Le motivazioni della Giunta regionale ligure starebbero nelle ricadute del provvedimento. Secondo i dati raccolti e diffusi dai tabaccai, la guerra alle slot comporterebbe un mancato introito del 30% circa per i gestori dei locali, per un totale di 3.000 persone occupate. Da un lato dunque Rixi promette tutela occupazionale, mentre Toti definisce ideologica la legge a suo tempo approvata dall'amministrazione regionale precedente. Per questo, nel corso del convegno dei tabaccai, i due hanno annunciato anche la volontà di modificare l'impianto stesso della normativa, aprendo a questo proposito un confronto di ampio respiro. Le reazioni non si sono fatte attendere. Critica la Giunta Comunale di Genova, che grazie all'applicazione di norme restrittive ha visto dimezzare il numero delle sale da gioco. I dati sull'incidenza della ludopatia in Liguria non sono di certo confortanti, anzi, i casi seguiti dai CERT sono triplicati fra il 2011 e il 2014 e solo nel 2016 si parla di oltre 300 persone prese in carico dai servizi, una sessantina nell'ASL 4, numero a cui va aggiunto tutto il sommerso, i casi che non emergono e quelli al limite, un costo prima di tutto umano e poi anche economico ormai non più sostenibile.